a proposito di strada, di codice della strada, sono molti i cambiamenti del nuovo codice, in pochi sanno a quali sanzioni esattamente si va oggi incontro. A spiegarci alcuni punti del nuovo codice la comandante della Polizia Municipale di Treviso, Federica Franzoso. Sentiamo. Se non si ferma davanti a un pedone sulle strisce pedonali, che succede? Beh, credo sia obbligatorio fermarsi. Prendo una multa, non lo so. Se non ci si ferma in un passaggio con strisce pedonali si rischiano circa 150 euro di sanzione amministrativa e la decurtazione di 8 punti della patente. Sì. Se lei investe un animale e non presta soccorso, che succede? Non lo so, però io a senso mi fermo. Si rischia una sanzione piuttosto salata di circa 389 euro. Questa sanzione scatta laddove l'investitore non avverta prontamente gli organi deputati al soccorso. Se la trovano con il veicolo che ha la revisione scaduta, che succede? Mi fanno la multa, immagino. Dopo che sono stato fermato la prima volta a revisione scaduta, non posso assolutamente più circolare con il mio veicolo tranne il giorno in cui farò la mia revisione. Nel caso in cui invece dovesse succedere che nonostante il divieto apposto con la dicitura apposita nella carta di circolazione che non verrà più ritirata, io mi trovo a circolare e vengo fermato, la sanzione va da circa 1.800 a 7.000 euro. Se provoca un incidente e provoca delle lesioni nell'incidentato, lei sa che succede? È passibile sicuramente di penalizzazioni, dipende dall'entità dell'incidente. È previsto il ritiro immediato della patente, per la sospensione poi la durata verrà decisa dall'organo competente. Infine, se girate in bici fuori dal centro abitato, da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba, obbligatorio indossare il gilet catarifrangente.